Il Veneto si presenta con tutta la sua forza vitivinicola. Direi di sì, è fra l'altro prima regione in Italia per produzione di vini, 13 milioni e mezzo di ettolitri, 53 denominazioni e ricordiamolo, abbiamo oggi Vigneto Veneto, un vigneto di 94.000 ettari, rappresenta nell'export un terzo dell'export nazionale, quindi circa 1 miliardo e 600 milioni di euro di export dei vini parte dal Veneto. E come dicono i dati di Veneto Agricoltura, quarta potenza al mondo per export. È un dato reale anche perché i veneti hanno fatto una missione di questa coltivazione della vite e quindi poi della sua trasformazione in vino. Prova ne sia che qui a Vinitaly, che è la più grande mostra al mondo, che ha in esposizione circa 4.500 cantine e 14.000 etichette, ha ben 516 cantine del Veneto. Il Veneto guarda anche al futuro, si attrezza per una viticoltura, per un vino che sia importante per i mercati. Decisamente sì, i vitigni resistenti sono assolutamente attuali e abbiamo la possibilità di pensare a quello che io ho sempre definito la certificazione del prodotto, del processo e del vigneto, meno fitofarmaci e sempre più rispetto dell'ambiente. C'è un forte impegno di Veneto Agricoltura sul vitivinicolo. C'è un forte impegno per dare supporto a quello che è il grande progetto della sostenibilità, che è rivolto sui 3 pilastri, la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, quindi bisogna guardare a tutti gli aspetti. L'impegno di Veneto Agricoltura non è solo quello dei vitigni resistenti, è anche quello della lotta integrata, è anche quello dell'uso dei farmaci e delle attrezzature migliori che oggi possono dare risposta in genere a quello che è il problema principale sul tema della sostenibilità, che è quello ambientale, perché sicuramente oggi le famiglie, chi abita vicino alle zone dove si coltiva l'uva hanno l'occasione oggi di poter esprimere un pensiero negativo nei confronti dei trattamenti. Veneto Agricoltura deve riuscire a cambiare orientamento aiutando i produttori e le associazioni verso queste nuove sfide. Cosa sono i vitigni resistenti? I vitigni resistenti vuol dire sicuramente una parte del futuro. Noi ce lo diciamo quasi tutti i giorni al centro di microvinificazione a Conegliano. Scommettiamo nel futuro parlando di sostenibilità, quindi di varietà resistenti, quindi oltre il mondo del biologico, ma anche e soprattutto di storicità. Quando si parla di glera, prosecco, di raboso, di boschera, di bianchetta, parliamo di varietà antiche già ben note, però abbiamo anche altre varietà antiche sulla quale continuiamo a lavorare. Varietà resistenti, parliamo di 2 filoni, il filone friulano e quello tedesco. Quello tedesco è partito nel 1933 e dopo 80 anni è riuscito a darci qualche risultato che in Veneto prontamente, con spirito di sfida, di scommessa, abbiamo iniziato a lavorare verso il 2007-2008, a portare a casa i primi risultati nel 2014-2015. La Regione ci ha creduto, ha dato la possibilità di coltivare questi vitigni. Dal 2017 questi vitigni possono dare dei vini commercializzabili. La nostra ricerca funziona e parliamo di varietà dove da 0 a 2 trattamenti riusciamo a concludere l'annata. Quindi andiamo finalmente verso la vera sostenibilità in viticoltura. Allora l'innovazione chi la fa? L'università, il CREA, Veneto Agricoltura? L'innovazione è la sintesi, la ricerca la fa l'università, Veneto Agricoltura fa il trasferimento tecnologico, ci sono poi gli interpreti, le imprese. Le imprese danno gli spunti per fare la ricerca, per fare poi la sperimentazione, per stimolare le istituzioni e le agenzie, ad esempio Veneto Agricoltura, a mettere a disposizione questi ritrovati, ma poi sono loro che innovano. E qual è l'innovazione che va portata? Cos'è la cisgenetica? Sono i vitigni resistenti? Ci dica. Allora, sicuramente queste 2 ultime cose che sono state evocate vanno messe alla prova, saranno il futuro per noi, crediamo, nel mondo della ricerca, siamo fermamente convinti che questo sarà uno degli asset del futuro e quindi abbiamo una responsabilità in più.
come mondo della ricerca, il mondo che assieme alla ricerca deve sostenere i produttori, penso ad esempio a Veneto Agricoltura, abbiamo una responsabilità in più, cioè di far vincere queste sfide ai nostri produttori. Questo è l'orgoglio e ciò che ci muove. 53esima Vinitaly, il Veneto come sempre la fa da padrone. Sì, beh, qui siamo alla 53esima edizione e 4.600 espositori che dimostrano quella che è la filiera vitivinicola non solo nazionale ma soprattutto quella veneta. Noi abbiamo in questo momento quasi 100.000 ettari di vigneto a terra, 29.625 tra aziende, cantine e trasformatori e 30.000 addetti per un fatturato di 1,6 miliardi di prodotto lordo vendibile e 2 miliardi e 200 milioni di export, che è quello che è il dato più importante perché noi il 60% della nostra produzione lo esportiamo. Questa filiera che traina anche tutte le altre dell'agricoltura veneta e quindi senza la filiera del vino anche le altre avrebbero magari anche dei problemi, quindi assolutamente importante essere. Abbiamo una presenza importante anche di operatori, più di 400 solo all'interno del padiglione del Veneto, e quindi noi siamo la punta di diamante della viticoltura italiana e in particolare diamo il 37% delle produzioni, quindi assolutamente il Veneto in prima linea.